Eccoci di nuovo qui con il nostro TG. Oggi ci troviamo nello studio dell'Ave Maria di Giammoro. Ben ritrovate, colleghi! Direi di chiamare subito le nostre bellissime, meravigliose, strepitose veline. Etichette sanitarie sul vino. Eh sì, l'Unione Europea vuole scoraggiare il consumo di vino con le etichette come quelle delle sigarette, indicando il nostro vino come cancerogeno. Ma stiamo scherzando? Donne in ombra senza vivere e si arricchino con vino. Ma Il nostro ministro Lollobrigida ha annunciato che si opporrà fermamente a questa decisione perché l'ha definita una follia. una volta disse la cosa buona e giusta. Sicuro che saprà briagare. Ma non sanno che un bicchiere di vino al giorno toglie il medico di torno. Veramente era una mena al giorno. E vabbè, lo dice pure Albano, che un bicchiere di vino con un panino alla felicità. Giusto, e poi in vino Veritas, in acqua Caritas. Maria Rosa, non era proprio così, ma va bene lo stesso. In ogni caso, l'acqua fa male, ma il vino fa cantare. Vino, vino, eccolo qua. Vino, vino, vieni a campare. Vorrei coprire la tua bocca di baci, per dirti quanto mi piaci e vorrei tu vuoi. Vi raccomandiamo il vino Ruggeri. Che fa passare tutti i pensieri. Non si placano le polemiche sul Festival di Sanremo. Ma perché? Che ci vogliono dire? È stato un festival perfetto! Sono finiti nell'occhio del ciclone i cantanti che hanno usato l'autotune. Ma chi è su autotunnel? Come glielo spiego? Aspetta che te lo faccio vedere. Alberta, facci la dimostrazione. Prendi questa mano zingara. Prendi questa mano, zingara. Ora capi! Vuol dire l'autotunnel, vuol dire che è un microfono truccato! Ma come? A Sanremo, Festival della canzone italiana, usano il microfono truccato? E allora l'anno prossimo lo faccio fare pure io con l'autotunnel! Vinco sicuro! Ma che fu cantò questo autotunnel? In tantissimo, prima con Fedez! Allora proprio sul fardino di famiglia! Voglio dire,
Chi si sono presentato? Proprio scioccato e con l'occhio neri. Va bene, Mimma, quelli erano problemi di cornea. Fedez è stato protagonista di un altro fattaccio a Sanremo. Rissa sfiorata con un passante che aveva offeso Chiara Ferragni. L'hanno dovuto bloccare i bodyguard. Certo, a Chiara a consultare solo io. A proposito, colleghi, ma si è potuto capire a chi era dedicata la canzone Bella stronza? A moglie o all'amante? Ma che ci frega, ma che ci importa, a bella stronza cuccia canta, e noi vedremo, e noi vedremo, difende primo, ce ne infistiamo. Ed ora, cari amici, dobbiamo salutarci. Continuate a seguirci sui canali social e su quelli di Liceo TV. Ricordatevi di mettere like. Ricordatevi che avete a condividere. E lasciate un commento, mi raccomando. Più siamo e più ci divertiamo.